Ah, aspetta un attimo, te vuoi tornare il posto dell'altra volta perché c'è la tipa che ti corre dietro? Dai lì! Notava Alessia che è un posto bellissimo perché la finanza praticamente non esiste. Diceva al mercato, nei negozi nessuno fa lo scontrino, solo nei ristoranti e nei locali, diciamo. Poi locali alla fine ristoranti, non esiste qualcuno che fa solo bere. Ho visto i franchising che fanno gli scontriti qua alle shop, là, Ok, quello della sì, mucca. multinazionali, diciamo. Esatto. Ok. Praticamente noi abbiamo camminato sempre nelle vie sopra, le laterali, la principale, però c'è un'altra via con tutti i locali e negozi, tutta lungo il mare, insomma. Ecco. Non capisco perché è sempre strapieno sto baretto da batteria, veramente, è una roba incredibile. È stato il nostro primo e ultimo bar, con l'amorosa della Alessia, dov'è? Eccola. Rispondo al richiamo. Ecco. Ora che ho visto la clientela ho capito molte cose. E che Alessia, mezza Como, vuole sempre farci diventare omosessuali, ma non essendoci riuscita, allora ha detto ma posso io diventare Lella. Infatti dopo essersi arresa ha tagliato i capelli a Giacomo. Alessia la super cameriera, ma gli ho spiegato che non ho problemi di fare una roba a tre. La prima volta l'ho fatta a 16 anni, no, 15 anni avevo quella volta. Porca troia. Guarda, tutta contenta che ha fatto colpo, guarda. Ah no, che bambino ignorante. Un animale molto tipico di queste parti è la cucarazza. Io ho detto, cazzo, hai là quei gatti di merda che ce li abbiamo anche noi. Parti a Vicenza, vabbè, ma voglio dire, ce li abbiamo anche noi da che altre parti. Carezza la cucaraccia! No! Ce l'abbiamo anche noi la cucaraccia ogni tanto. Cosa le merde? Sopravvissuti anche alla merda della favola. Queste canzoni moderne. Ah sì, buongiorno Italia, iniziamo subito con roba da mangiare. Queste sono buonissime, sono tipo fichi essiccati. Giacomo ha avuto il coraggio di fare la colazione, diciamo, salata. Ah, tipo McDonald's prima mattina, io no. Si è fatto coraggio. Buono. Ecco, si è fatto coraggio. Ma camomilla, marmellata a fragola e pancetta con le patate. Ma sì che te frega! Ci sono alcune macchine che da noi non esistono, alcuni modelli. Comunque siamo come tipo in America, cioè l'acqua costa di più, tipo degli energy drink o soprattutto della birra. Van Life. No, c'era un Van Life prima che faceva rifornimento, adesso è andato via. È assurdo come i ficus siano usati come cespugli praticamente, insomma sono un po' costosette come piantine, non è che a noi ti puoi permettere di tenere un ficus del genere in giardino, così in bordo strada, al distributore. Per me quel nuvolone dietro, che adesso non si vede neanche più, quello nero, è l'incendio, quello famoso di Tenerife del 2023. Tra parentesi siamo nel 2023. E al gentile pubblico voglio far vedere le vere case canarie, ossia, proprio, ecco, adesso non si vede più, eccole là, ossia quelle dove realmente la gente vive, ok? Quindi nulla di folcloristico, nulla di turistico, ok? Semplicemente la realtà. Questa è la vera tipicità, tra parentesi, attuale delle isole Canarie, o perlomeno dell'isola di Tenerife, che fa parte delle isole Canarie, perché noi siamo solitamente abituati a pensare alla tipicità come sì caratteristica del luogo, ma come caratteristica originaria, ossia del tempo, tipo non so, la casa originaria canaria è una casa tipo di 400 anni fa, per capirci, hai capito? Invece no, per tipicità intendo anche la veridicità del luogo in questo preciso momento. Questa, ragazzi, è Santa Cruz, non messa a fuoco dal mio telefono. Ecco, adesso l'ha messa a fuoco. Adesso. Stai per entrare nella playa de Santa Teresitas. Mamma mia, una coda, ragazzi, per entrare anni. Dopo, con tutto il rispetto, sono te che ha fatte al cimitero qua. Non arrivare mai di domenica a playa de Santa Teresitas. E che è mezzogiorno, quindi la gente dovrebbe andare a mangiare. Pensa a te se arrivi, non so, alle 2. Trovato, ma la pazienza è stata ricompensata, siamo proprio nella zona centralissima. Vedi la sabbia di color strano? Questa, non mi ricordo se l'ho detto, lo dico 2 volte, meglio che one. Questa sabbia è stata presa dal deserto del Sahara e quella volta
quando la importarono ritrovarono anche parecchi serpenti, scorpioni eccetera. Adesso ovviamente il pericolo è stato debellato. Benvenuto nella playa di Santa Teresitas. This is #1 champion sound, yeah, Estelle, we about to get down. Who the hottest in the world right now? Just touched down in London town. Bet they give me a pound. Tell them put the money in my hand right now. Set up a motor, we need more seats. We just sold out all the floor seats. Take me on a trip, I'd like to go someday. Take me to New York, I'd love to see LA. I really want to come pick you with you. You'll be Va come un pesce culo! He said, hey sister, it's really, really nice to meet ya. I just met this 5'7" guy who's just my type. Like the way he's speaking, his confidence is peaking. Don't like his baggy jeans, but I'ma like what's underneath it. And no, I ain't been to MIA. I heard the Cali never rains and New York's wide awake. First let's see the West End, I'll show you to my bedroom. I'm liking this American boy, American boy. Take me on a trip, I'd like to Pure la tua pancia, la Cosa mia. la mia pancia? Beh, dipende. spanna. È mezza, ma che è uguale anche te, brutto ciccione. Uguale a Jesolo, la sdraio e l'ombrellone 2 euro, identico, identico. Che simpatico graficamente parlando. Cheers! Pensa in un chiosco in riva al mare, 1,70 € a birra. Aspetta, in una delle spiagge più rinomate di Teneriffa, peccato solo che sia andato via temporaneamente il sole, cambia tutti i colori che erano bellissimi. L'acqua trasparentissima, sembrava di essere, non dico in Puglia, però quasi in Puglia, veramente. Meglio che sei andato via, se no ti cucini quando esce, ragazzi. Cioè, PS, quando dico Puglia intendo sempre Porto Pirone, con tutto rispetto per le altre spiagge. È un muscolo. È muscolo, è addominale. Aperitivo tipico. Ecco, questa è una scultura che ho fatto io. take me to New York, I'd love to see LA. I really want to come pick you with you. You'll be my American boy, American boy. Can we get away this weekend? Take me to Broadway. Let's go shopping, maybe then we'll go to a cafe. Let's go on Subway, take me to your hood. I've never been to Brooklyn and I'd like to see your school. Dressed in all your fancy clothes, sneakers looking fresh to death, I'm loving no show toes. Walking that walk, talk that slick talk, I'm liking this American boy, American boy. Take me on a trip, I'd like to go someday. Sarà felice di sapere, Giacomo, che ha nuotato in mezzo alle razze. Ah, una specie di razza. Ah, magari un qualcosa di elettrico, di mortale. UK, reluctantly, cause most of this press don't f with me. Estelle once said, tell me cool down. Ho visto il disagio dei balletti di TikTok dal vivo. Fidati che dal vivo è 3-4 volte peggio di quello che vedi. Ora sei a Santa Cruz per Teneriffa, ovviamente, non si a Santa Cruz in California, si era a Teneriffa finché mezz'ora fa, ovvio che non siamo in California. Dove c'è la zona porto, auditorium, c'è un parcheggio infinitamente grande e gratuito. Noi siamo stanchissimi e abbiamo scelto quello a pagamento vicino al famoso mercato della madre d'Africa, una roba del genere. Comunque diciamo un grande mercato, come dire al chiuso, un po' come in Albania quando c'erano al posto delle bancarelle quelle rimovibili, c'erano delle specie di prefabbricati, delle entrate tipo nei portici dove tu ti portavi la merce e utilizzavi quella cosa. Comunque andiamo a vedere. La scopa tipica, un ramo di palma. Scopa tropicale. Look, if you had one shot, one opportunity to seize everything you ever wanted in one moment, would you capture it? Would you
just let it slip. Yo. His palms are sweaty, knees weak, arms are heavy. There's vomit on his sweater already. Mom's spaghetti, he's nervous, but on the surface he looks calm and ready to drop bombs. But he keeps on forgetting what he wrote down. The whole crowd goes so loud, he opens his mouth, but the words won't come out. He's choking how? Everybody's joking now. The clock's run out, time's up, over, plow. Snap back to reality. Oh, there goes gravity. Oh, there goes gravity. Choke, he's so mad, but he won't give up. Qui c'è il mercato Nostra Signora d'Africa che ti dicevo che oggi sapevamo che era chiuso, volevo portare Alessia a vederlo. Ok, il mercato è chiuso, però pazienza. So, io c'ero già stato qua, a parte Piazza di Spagna, direi che fa parecchio da cagare come città, è molto puzzolenta, molto sporca. Insomma, però andava vista, sono bellissimi. Sì, no, ci crea un po' di disagio, nel senso perché sono tanti accattoni, puzza, sembra un po' quelle città abbastanza degradate. Come città invece è infinitamente più bella Puerto de la Cruz, che è quella che hai visto nelle puntate precedenti. Quella sì è una bella città. Il McDonald's è stata una delusione perché dalle foto sembrava tipo l'Instagram contro la realtà, mentre di qua in Piazza di Spagna che di sera è tanta roba, giustamente, sì, tanti accattoni, ubriachi, gente che vomita, che tanti scelgono di fare questa vita minimal, ok? Qual è? Io sarei pienamente a favore, no? Però secondo me non devi poi andare a chiedere le elemosine eccetera se vuoi vivere minimal, e ora te va a lavorare come tutti, hai capito? Ecco qua, questa è la famosa Piazza di Spagna e adesso facciamo una foto con la scritta Santa Cruz e scappiamo via. Guarda qua che hanno perso un coccale grigio. Magari c'è prima mezz'ora gratuita, non lo so. È veramente un'esperienza bruttissima. È strano, no, forse io ho avuto un tra virgolette bel ricordo perché quella sera mi ero fermato 15 minuti in piazza e basta, ho fumato la cicca con le luci là che c'erano e solo quella roba lì. Quanto avevi bevuto? No, ho bevuto. Pertanto ti ricordo, è una città, Santa Cruz, assolutamente da visitare, però ricordate che fa schifo e è abbastanza inadatta alle famiglie, insomma. Che Santa Cruz, quasi in favela, è tutto brutto, triste e soprattutto tanto puzzolente. Singano, basta, abbiamo capito. Cancellata assolutamente tra le mie cose da rifare. There's no Mackay Pfeiffer. This is my life, and these times are so hard, and it's getting even harder trying to feed and water my seed.